Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si riusa è il terzo webinar del ciclo di incontri organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, IFREIM e Federconsumatori FVG, rivolto ai consumatori, cioè a tutti noi, sui temi della circolarità e della sostenibilità. Mi presento, il mio nome è Nadia Vedova, collaboro con l'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine, coordinato da Bruno Grizzaffi, nella realizzazione delle attività del progetto europeo City Circle, Centri di Economia Circolare nell'Europa centrale, di cui l'iniziativa Giugno Circolare, di cui questo webinar fa parte, è diciamo promossa. Scopo di oggi, dell'incontro di oggi, è quello di fornire ai cittadini esempi concreti su quanto ciascuno di noi ogni giorno può fare per contribuire a ridurre il proprio impatto sull'ambiente. Quindi consumatori sì, ma responsabili. Oggi ascolteremo infatti alcuni esempi di come poter dare una seconda vita ai nostri oggetti ed evitare così gli sprechi. Ci introdurrà l'argomento Elisa Tomasinsig di eFrame. A te la parola, Elisa. Grazie Nadia. Io faccio una piccola introduzione per per iniziare un po' ad inquadrare quello che è il problema e soprattutto quelli che sono i numeri che sono anche allarmanti in merito al fenomeno. Scusate, adesso avvio la presentazione. Dovrebbe vedersi, credo, vero? Mi confermate? No. Davvero? Allora riprovo un attimo. Di nuovo. Scusiamo per questi... Ecco, adesso andate Elisa. Sì. E succede sempre così, si fanno un sacco di tentativi, di prove e poi nel momento clou non funziona. Bene, sono partita anche questa volta, come la volta precedente, in cui abbiamo introdotto il primo webinar, un po' da quello che è il titolo che è stato dato a questo webinar, proprio per capire cosa c'è dietro all'argomento. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si riusa. Allora, intanto vediamo la prima parte, cioè quella del nulla si crea, nulla si distrugge, per capire un po' quello che è la dinamica del fenomeno. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma dove prendiamo noi le risorse per produrre tutto ciò di cui abbiamo bisogno? Ovviamente le prendiamo dal nostro pianeta e le prendiamo in misura decisamente abbondante. Questo schema che vi ho riportato e che è contenuto nel Circularity Gap Report del 2021, da un lato fa vedere quelle che sono le risorse che preleviamo dal nostro pianeta e le suddivide per tipologia di risorse, e dall'altro fa vedere come vengono destinate, ovvero per quali bisogni della società vengono utilizzate. Se guardiamo il lato sinistro, immagino che ce l'abbiate anche voi sul lato sinistro, quindi la parte delle risorse, vediamo che la maggior parte delle materie prime che noi preleviamo dall'ambiente sono minerali non metallici. Se però spostiamo l'attenzione a quello che è l'aspetto dell'energia consumata, e quindi poi indirettamente anche quelli che sono gli impatti, quantomeno quelli sui cambiamenti climatici che vengono prodotti, vediamo che un contributo molto molto rilevante viene dato dall'utilizzo dei combustibili fossili. Complessivamente nell'arco dell'anno vengono utilizzati circa 100 miliardi di tonnellate di risorse e materie prime che vengono appunto prelevate dal nostro pianeta, con un consumo totale di energia di 59 miliardi di tonnellate. Sono valori veramente molto molto importanti. Se guardiamo invece il lato sinistro, vediamo in che modo vengono utilizzate queste risorse, viene utilizzata questa energia, quando analizziamo quelli che sono i bisogni della società. Un contributo molto importante in materia di sfruttamento delle risorse disponibili sul pianeta viene dato dal settore delle abitazioni, quindi ovviamente tutte le volte che noi realizziamo un'abitazione ma poi anche la utilizziamo,
consumiamo molte materie e anche molta energia, e di questo ne abbiamo parlato nel corso del primo webinar, che era dedicato proprio a un utilizzo sostenibile dell'energia e quindi anche dell'uso delle nostre abitazioni. E sicuramente un altro settore che impatta moltissimo, e secondo per ordine di importanza, è quello dell'alimentazione. Anche questo è un tema che abbiamo affrontato proprio perché è un settore che incide moltissimo, anche in questo caso, sia sul consumo di risorse, in particolare della risorsa suolo, ma non solamente, non esclusivamente, ma anche dal punto di vista dell'energia che viene richiesta per produrre i beni alimentari. Parleremo nel prossimo webinar anche di mobilità, altro settore molto impattante, ma quello che in questo momento ci interessa è la parte relativa ai beni di consumo. Mi sono focalizzata su questo aspetto. Ebbene, i beni di consumo rappresentano il 9,5% del consumo complessivo di risorse che vengono utilizzate per produrre qualunque cosa noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana, dal vestiario, dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dagli imballaggi, da tutto quello che noi andiamo ad acquistare anche quotidianamente, e poi anche a gettare nei rifiuti. L'Overshoot Day è il giorno in cui di fatto l'umanità ha utilizzato una quantità di risorse pari a quella che la Terra è in grado di produrre. Bene, il giorno in cui quest'anno abbiamo già esaurito tutto quello che il pianeta Terra è in grado di fornirci è il 29 di luglio. Vuol dire che noi a fine luglio abbiamo già consumato tutto quello che in un anno la Terra produce e stiamo utilizzando più di metà pianeta ulteriore rispetto a quello che abbiamo a disposizione. L'anno scorso, questo giorno, adesso vi faccio vedere anche questo grafico che fa veramente molta impressione. L'anno scorso, se vedete la barretta verde riferita, la rossa e la verde, riferita proprio al giorno in cui è venuto l'Overshoot Day, vedete che l'anno scorso abbiamo avuto uno slittamento verso fine agosto, era precisamente il 22 agosto. Perché? Perché ci è venuta incontro in qualche modo la crisi pandemica che insomma per certi versi ci ha fortemente condizionato in senso negativo, d'altronde ha consentito per un blocco totale delle attività in molti paesi, o comunque parziale ma molto importante in molti paesi, ha consentito di fatto di consumare meno risorse. Altri momenti in cui c'è stata un prolungamento del giorno in cui abbiamo appunto esaurito il nostro pianeta è stato in altre crisi. È chiaro che però non possiamo aspettare che ci siano delle crisi, che siano crisi ambientali, che siano crisi economiche, come è stata negli anni 70 la crisi del petrolio o agli inizi verso il 2009 una crisi economica. Non possiamo aspettare questi momenti per invertire la tendenza, perché se vedete la tendenza è ad un progressivo diciamo anticiparsi del momento in cui siamo andati appunto in overspending rispetto a quello che possiamo permetterci. Ora, il secondo nodo della questione è: ma tutto si riusa? Diciamo che potenzialmente sì, non tutto si può riusare in modo infinito, ma sicuramente si può immaginare di riciclare, utilizzare materie riciclate, cioè si può sempre immaginare di reintrodurre nel ciclo quello che è già stato prelevato dall'ambiente, quindi ridurre l'utilizzo delle materie prime vergini. Va però detto che anche il riciclo è un qualcosa che per molti materiali, non per tutti, ma per molti materiali non è certo infinito, perché dopo un certo numero di volte che si reintroducono nel ciclo produttivo la materia si degrada e non può più essere utilizzata per fini utili. Ebbene, le misure di circolarità che vengono proposte dal Circularity Gap Report del 2021, il documento che vi ho citato prima, relativamente ai beni di consumo, sono essenzialmente 4, riguardano una forte riduzione di tutta quella che è l'utilizzo dei prodotti chimici all'interno dei prodotti che andiamo a creare, quindi utilizzare sostanze che si possono rigenerare, non utilizzare sostanze fossili che dobbiamo estrarre dal fondo della terra o anche minerali che insomma preleviamo dal sottosuolo e che poi in qualche modo non possiamo
cioè che vanno a depauperare il capitale naturale anziché mantenerlo costante e in grado di autorigenerarsi. Così come i beni di consumo circolare, che altro non è che porre l'attenzione anche su quello che poi è il fine vita di questi beni, quindi anche la capacità di poterli riutilizzare, così come evitare quanto più possibile, poi faremo un piccolo accenno anche a questo, a tutto quello che è il monouso, quindi tutti quei prodotti che esauriscono la loro utilità nel momento stesso in cui li sto usando e poi non ne faccio più niente se non farli confluire tra i rifiuti, possibilmente nella raccolta differenziata. Altre misure sono sicuramente quella della progettazione di un uso più efficiente dei prodotti di consumo per ridurre l'uso della materia, come l'uso dell'energia, ma anche l'uso dell'acqua, e poi sicuramente uno dei temi di cui parliamo anche dopo, ed è veramente un tema molto importante, è quello della durabilità, cioè di quanto questi beni durano e se possiamo aumentare la durabilità, anche se in passato è stata fatta un'azione completamente opposta, cioè era quella di ridurne la vita utile. Avevo dimenticato di animare, scusate. Bene, tutte queste misure possono in qualche modo contribuire a ridurre sia l'utilizzo dei beni, cioè delle materie prime, scusate, sia l'utilizzo dell'energia, qualcuna di più, qualcuna di meno, ma tutte in un modo o nell'altro devono contestualmente contribuire a rendere i prodotti assolutamente più circolari. Anche perché l'aumento della circolarità dei prodotti e quindi fare uno sforzo importante per reimmettere tutto quello che si può nel ciclo, per allungare la vita utile di qualunque bene noi acquistiamo, sono tutte azioni che sono funzionali a raggiungere quello che è un altro importantissimo obiettivo. Non a caso l'Europa si è data una strategia al 2050 che è quella di ridurre il nostro impatto sull'ambiente, soprattutto con riferimento al problema del riscaldamento globale, quindi delle emissioni dei gas serra in atmosfera. L'obiettivo che l'Unione Europea si è data al 2050 all'interno del Green Deal Europe è quello della neutralità climatica, quindi azzerare le emissioni, e sicuramente un ruolo molto importante ce l'ha lo sviluppo dell'economia circolare. Tant'è che nel 2020 è stato emanato da parte della Comunità Europea il piano d'azione che ha proprio come obiettivo quello di regolare e di prevenire la produzione, di regolare la produzione dei beni, prevenire la produzione di rifiuti e cercare insomma in quanto più possibile di rimetterli nel circolo. Quali sono le misure che sono state poste all'attenzione da parte della Comunità Europea? Sono sia misure rivolte a chi produce, quindi a chi realizza, a chi pensa, a chi progetta questi beni, sia poi vedremo misure rivolte a chi consuma, quindi al fronte di chi fa le scelte di acquisto. Per quanto riguarda la progettazione circolare, sicuramente i prodotti, questo è l'obiettivo della Comunità Europea, è quello che siano pensati per ridurre l'uso delle risorse vergini, sono di fatto gli stessi principi che c'erano alla base del documento che ha preceduto poi questo piano d'azione. Quindi ridurre assolutamente l'uso delle risorse vergini, ridurre l'uso di risorse di sintesi a favore di risorse che possono rigenerarsi, assolutamente allungare la vita di tutti i prodotti, e questo significa non soltanto progettarli affinché siano più durevoli nel tempo, ma anche renderli più facili da riparare, da riutilizzare e anche da riciclare. Il disassemblaggio, per esempio, è una parte sostanziale della progettazione di qualunque bene, perché solo disassemblando e separando le varie parti possiamo effettivamente poi conferirle opportunamente rispetto al materiale di cui sono fatte e quindi reintrodurli in un ciclo di recupero del materiale. E poi, dicevo, anche l'allungare la vita con un design durevole, quindi assolutamente no prodotti monouso, assolutamente no obsolescenza programmata e assolutamente da evitare anche la distruzione dei beni venduti. E sono tutte pratiche che purtroppo oggi come oggi ancora sono in vigore e alcune sono anche molto spinte. C'è però una forte attenzione da parte della Comunità Europea anche dalla parte di chi acquista. È chiaro che non basta produrre in modo più sostenibile, più responsabile, più circolare, è importante che la leva di chi acquista questi prodotti sia proprio quella di puntare a una maggiore sostenibilità, perché
la miglior spinta per cambiare il nostro sistema produttivo non sono tanto gli strumenti di incentivazione, che pur ci sono e sono numerosissimi, ma è soprattutto la leva del consumatore. Cioè, se io il tuo bene non lo compro perché non mi garantisci che è sostenibile, state pur certi che qualunque azienda a un certo punto cambia la propria programmazione e comincia ad interessarsi anche ad aspetti relativi proprio alla sostenibilità ambientale, sociale, in tutti i suoi aspetti. Quindi in questo senso una forte attenzione è data da tutte quelle che sono informazioni attendibili che devono essere fornite ai consumatori affinché siano in grado di effettuare scelte confacenti al loro anche modo di essere, modo di pensare, sperando che sia anche volto a una maggiore sostenibilità. Quindi informazioni sulla durata della vita dei prodotti, sulla disponibilità di servizi di riparazione o manuali di riparazione, sull'impatto in fase di uso, ma anche sull'impatto nel ciclo di vita. Questi obiettivi che la Comunità Europea si è posta hanno generato tutta una serie di norme, di direttive, di regolamenti. Vi cito come esempio il regolamento ecodesign, di cui sicuramente si parlerà dopo, che è quello che appunto stabilisce delle norme specifiche sulla possibilità di riparare e di riparare i beni che abbiamo acquistato, in particolare, ma non solo gli elettrodomestici, la direttiva sulla plastica monouso, che entro breve andrà a rendere vietata la vendita di diversi prodotti che oggi come oggi utilizziamo in enorme quantità. Ci sono diverse proposte formulate sempre a livello europeo che potrebbero poi trasformarsi in norme anche sulle microplastiche. Anche in questo caso per ridurre una delle proposte che è all'attenzione è proprio quella, ad esempio, di ridurre l'utilizzo delle microplastiche in modo del tutto come dire, volontario a prodotti come cosmetici, ad esempio, e detergenti, perché è vero, ci sono delle microplastiche che si generano accidentalmente, più o meno accidentalmente, ma anche in questo caso si può intervenire per ridurre, ma ci sono altre che vengono volontariamente aggiunte ad alcuni prodotti e finiscono poi quando ci laviamo i denti o ci facciamo lo scrub, finiscono poi nel lavandino, nelle fognature, quindi a mare anche quelle. Altre norme di interesse sono quelle sui rifiuti, perché per esempio in questo caso sono previste degli obblighi in materia di raccolta differenziata del tessile, e poi c'è tutta la parte delle etichette. Abbiamo parlato delle etichette energetiche, le nuove etichette che vengono abbinate agli elettrodomestici, ad esempio quando andiamo ad acquistarli, ma ci sono diverse iniziative che riguardano anche l'iniziativa Impegno al consumo sostenibile, è un'iniziativa che riguarda anche tutta una serie di etichette che non sono obbligatorie, sono volontarie, ma sono volte a rendere queste etichette molto più trasparenti, molto più credibili, affinché il consumatore non sia informato solamente su qual è l'impatto ambientale nel momento in cui utilizza un determinato bene. Quando io acquisto la lavatrice nuova ho l'etichetta che mi dice quanta energia consuma, quanta acqua consuma, quanto dura, però non so niente di quanto è l'impatto in fase di realizzazione di quell'elettrodomestico. Bene, questa iniziativa vuole proprio anche rendere esplicito tutta la fase di produzione, affinché anche la scelta sia orientata anche ad un ciclo di vita complessivo volto alla sostenibilità e quindi alla riduzione degli impatti. Brevemente, solo per andare nel merito di alcune delle tematiche principali, e alcune di queste poi verranno affrontate più nello specifico, apparecchiature elettriche ed elettroniche sono un problema enorme, perché è vero che oggi come oggi non incidono moltissimo, ma sono uno dei settori che, vuoi per la riduzione dei prezzi, vuoi per un aumento anche del benessere delle famiglie, almeno in alcune parti del mondo, sono destinate a crescere moltissimo. Scusatemi. Sono destinate a crescere moltissimo. E questo è il consumo, cioè la produzione, scusate, di rifiuti elettrici ed elettronici, e si vede quanto è aumentata sul lato sinistro, vedete, sono i chili pro capite, quindi le bande azzurro chiaro, sono destinate ad aumentare di circa un terzo al 2030 rispetto ai valori del 2014, e dall'altra invece diciamo le bande
blu scuro sono invece la produzione complessiva a livello mondiale. E il problema è un problema molto rilevante, e uno di questi problemi, di cui si discuterà dopo, quindi non voglio anticipare nulla, ma voglio farvi vedere questo grafico che a me sembrava molto molto interessante, mette a confronto quella che è l'impatto in termini di materia e di energia della fase di produzione, quindi la banda verde, e poi la fase di uso. Ci sono delle apparecchiature come i televisori che hanno un impatto anche importante in fase di uso, perché ovviamente consumano energia elettrica anche in quantità abbastanza importante, come anche le lavatrici, altri invece che hanno un impatto soprattutto nella fase di produzione. E allungare la vita di questi prodotti è importantissimo, perché raddoppiando banalmente le volte di utilizzo si può ridurre non della metà, ma quasi, quella che è l'impronta del singolo utilizzo di quello smartphone o di quel tablet o anche del personal computer. E per il tessile i numeri anche sono abbastanza importanti. Quando andiamo a vedere quello che è l'impatto ambientale, il settore dell'abbigliamento è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di gas ad effetto serra. Emettono più gas serra dei voli internazionali, dei trasporti marittimi messi insieme. Quindi sono dei dati che magari uno non conosce, ma questa è la realtà, e sono soprattutto impatti legati alla fase di produzione. Anche in questo caso la fase di produzione incide sul 52%, è la banda arancione, se non so se si riesce a leggere bene il testo, il 52% dell'impatto ambientale di questi beni è dato dalla fase di produzione. La fase di uso, quindi il lavarli, lo stirarli, l'asciugarli, vale per il 45%. E anche in questo caso aumentare la vita utile di questi beni è importante, proprio perché ha un'incidenza non da poco sull'impatto che viene complessivamente generato. Non c'è solo impatto energetico o impatto sui cambiamenti climatici, c'è anche un impatto importantissimo sull'acqua. La quantità di acqua che viene utilizzata per realizzare una maglietta, è una maglietta media calcolata sul totale dei miliardi di metri cubi e i capi di abbigliamento che vengono mediamente prodotti. Dicevo, l'acqua utilizzata per produrre una sola maglietta copre il fabbisogno d'acqua di una persona per 2 anni e mezzo, ed è tantissimo. E poi c'è il problema, altro problema molto importante affrontato dalla Comunità Europea, che è quello delle microplastiche. Quindi la quantità di microplastiche che finisce nell'ambiente ogni anno in mare per effetto del lavaggio dei tessuti è veramente, veramente impressionante, se pensiamo che sono 0,5 milioni di tonnellate di fibre sintetiche, e sono tante. E dipende molto anche da quelli che sono i tessuti che vengono utilizzati. Torno un attimo indietro, ma no. Vabbè, è molto importante anche i tessuti che vengono scelti. È chiaro che nel momento in cui utilizzo fibre naturali il processo di degrado può avvenire, quando utilizzo fibre sintetiche no, e quindi finiscono sicuramente a mare. Altro problema, ma anche qui vado via veloce, solo per darvi idea della dimensione del fenomeno, è quello della plastica. La plastica, l'industria chimica, è una delle industrie più impattanti a livello di domanda di energia e di emissioni di CO2 equivalente, quindi dell'impatto che hanno sui cambiamenti climatici. Questo è un dato del 2017, ma non è cambiato molto nel 2020. L'industria chimica è sicuramente l'industria che è più energivora, addirittura più del ferro e dell'acciaio, e anche molto di più rispetto al cemento, che a volte si pensa esattamente il contrario, perché comunque anche l'industria del ferro e dell'acciaio è un'industria molto energivora, ma la plastica lo è molto di più. Il problema è un problema attuale, ma è anche un problema di visione futura, perché questo fa vedere, questo grafico, qual è la prospettiva di crescita dell'utilizzo delle plastiche nel mondo. Quindi il bollino rosso è il valore raggiunto nel 2020, ma vedete che nel 2030 è previsto un raddoppio dei valori rispetto a quelli registrati nel 1940, quindi neanche molto lontano nel tempo. Scusate. No, era proprio questa. Qui si vede, anche questa mi sembrava molto interessante come dato, proprio per creare la consapevolezza di quella che è la dimensione del problema. Ci sono degli stati come l'Australia, la prima in alto, che ha un consumo di plastica monouso
tutto sommato molto basso. Se guardiamo la parte a sinistra, molto basso rispetto ad esempio a quanto viene prodotta plastica monouso in Cina. Però l'utilizzo della plastica monouso pro capite dell'Australia è quella in assoluto più impattante, più importante di qualunque altro stato. Noi ci troviamo circa a metà, e ne usiamo comunque moltissima, ma l'Australia ad esempio ha una quantità di plastica di 60 kg pro capite all'anno, e quindi è tantissimo. Anche in questo senso la Comunità Europea si sta impegnando molto, nel senso che è stata emanata una direttiva che dovrebbe entrare, alcuni divieti dovrebbero entrare in vigore a brevissimo, che riguarda proprio l'utilizzo della plastica monouso, e quindi saranno soggetti a divieto diversi beni. Alcuni di questi sono anche, se posso dire, del tutto inutili. Cioè, io posso capire la posata in monouso, perché in alcuni casi ho letto alcune interessanti indagini, una di queste era da parte di Adiconsum sull'utilizzo del monouso, in cui metteva in evidenza che effettivamente uno dei principali fattori per cui vengono utilizzate è quello della comodità, in alcuni casi anche quello dell'igiene, nel senso che uno poi le butta, quindi non è neanche il problema, le utilizza di nuove e quindi non c'è un problema legato all'igiene. E qui, se vogliamo, possiamo capire. Altre però sono veramente del tutto inutili, come ad esempio le cannucce, i mescolatori per bevande o le aste per i palloncini, solo per citarne alcuni. Poi è chiaro che i contenitori per le bevande, altri articoli è un po' più difficile, però la Comunità Europea ha detto no, però li vietiamo perché già oggi come oggi esistono delle alternative possibili, e quindi quello che vogliamo fare è ridurre questo tipo di rifiuti per spingere piuttosto su prodotti che abbiano una degradabilità. Il problema grosso e l'immagine dietro la dice lunga, che si posa la Comunità Europea, è proprio quella di preservare la qualità delle acque, dei mari, perché sono fortemente inquinate proprio da tutta una serie di rifiuti che vengono immessi nell'ambiente. E quindi arriva addirittura la Comunità Europea a dire no, vietiamo anche le bioplastiche, e qui c'è un'ampia discussione a riguardo, ma non voglio assolutamente entrare, ma dice vietiamo anche l'utilizzo di bioplastiche perché oggi come oggi non sappiamo, ci sono delle plastiche per esempio che non garantiscono, almeno ad oggi, la effettiva e completa biodegradabilità del prodotto stesso, così come la plastica oxodegradabile, che è quella a cui vengono aggiunte delle sostanze per accelerarne la degradazione, perché in realtà la plastica, ancorché sia oxodegradabile, quindi finisca per sembrare di non essere, non fa altro che polverizzarsi e generare comunque microplastiche e rifiuti. Io avrei finito, non so se spero di essere stata nei tempi, e resto a disposizione poi per le domande alla fine della giornata. Ti ringrazio Elisa per questa tua introduzione molto interessante, con dei dati su cui insomma si può cominciare a ragionare e a pensare a che sfide andiamo incontro. Io ora lascio la parola a Davide Cernic di Federconsumatori, per il quale si occupa di sensibilizzare appunto i consumatori sulle tematiche dell'economia circolare. E oggi ci parlerà di un grande tema molto interessante, che è quello dell'obsolescenza programmata. Davide Cernic, la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Adesso facciamo subito partire la condivisione. Eccoci qua, dovreste vederla. Perfetto. Allora, oggi vi racconterò un po' di storie, un po' appunto di varie tematiche anche connesse all'obsolescenza programmata. Partiamo così. Allora, diciamo che l'obsolescenza in genere, appunto come da definizione Treccani, sta a significare come invecchiamento o superamento di qualche cosa come istituzioni, strutture, manufatti, eccetera. Viene utilizzata anche riferita ai beni di consumo, come ad esempio automobili, elettrodomestici o calcolatori, e quindi è una perdita di efficienza o di valore economico subiti appunto dall'apparecchio in questione,
Perché o viene rinnovato oppure la tecnologia stessa che diventa comunque obsoleta. Questo signore qua, partiamo con un po' di storia, perché magari uno va a pensare che l'obsolescenza o comunque l'obsolescenza programmata sia una cosa recente, invece parte da molto tempo. Questo signore Thomas Edison nel 1879 registra il brevetto della lampada elettrica a incandescenza, quindi le famose lampadine con il filamento di tungsteno che noi poi negli anni abbiamo cominciato a conoscere. Ecco. Lui ha permesso di illuminare praticamente tutta la Terra. Ecco. Inconsapevolmente però lui quando ha brevettato le lampade non poteva sapere che proprio le lampade sarebbero diventate le prime vittime dell'obsolescenza. Qua abbiamo una curiosità appunto sulle lampade. Prima del discorso dell'obsolescenza e comunque sempre nei primi del Novecento c'è questa lampadina che è diventata famosa comunque sulle cronache di tutto il mondo perché appunto ha una peculiarità. Noi tutti abbiamo cambiato a casa una lampadina di qualche lampadario magari che è giunta a fine vita, però questa qui appunto nel 1901 viene donata al corpo dei pompieri di Livermore in California, in America, e sembrerebbe che a tutt'oggi emetta ancora della luce. Questo per capire un po' come possono influire determinati tipi di dinamiche. Tra l'altro, insomma, varie notizie hanno circolato, la lampadina una volta emetteva 60 watt originari, adesso siamo circa 4, però sembrerebbe che ci sia anche una telecamera appunto puntata sopra la lampada che tutti magari connettendosi, andando a fare una ricerca su internet, possano vederla proprio in tempo reale, ancora accesa. Quindi 120 anni, oltre 120 anni, ed è ancora funzionante. Quindi sì, partiamo proprio dalle lampade. Nel 1916 appunto ci sono varie aziende, tra cui noi citiamo le più importanti, la tedesca Osram, la Philips e olandese, l'americana General Electric, che creano un cartello, appunto il cartello Phoebus, per standardizzare comunque la produzione delle lampade. E fin qua, cosa succede dopo? Nel 1923 si accorgono che c'è qualcosa che non va. Appunto, dato che cominciavano a montare appunto l'interesse per le quote di mercato, le aziende di questo cartello decidono di rafforzare appunto le loro posizioni per evitare anche ingressi di altri. E che cosa fanno? Danno ordine ai tecnici di ridurre a 1000 ore la durata media, no, di una lampada. Altri esempi molto famosi, comunque sempre in America e sempre comunque all'inizio del Novecento, possiamo citare nel 1924 l'americana General Motors, quindi una casa produttrice di automobili che era comunque in eterna lotta con la Ford. Cosa fa? Introduce il Model Year, che è comunque una cosa che abbiamo ancora oggi noi, se ci facciamo caso, ogni tanto avviene un determinato modello di auto che già è in produzione, magari anche da alcuni anni, introducono questo Model Year. E che cosa? In sostanza consiste nel fare dei piccoli ritocchi, dei piccoli cambi sull'estetica fondamentalmente per invogliare comunque il consumatore ad acquistarla. Ecco. Nel 1932 poi c'è anche il caso della multinazionale chimica DuPont che inventa il nylon. Anche qui fatto molto clamore, no? Perché con l'invenzione del nylon, insomma, loro hanno beneficiato anche durante la seconda guerra mondiale di poter produrre i paracaduti, quindi a buon mercato, e addirittura le calze di nylon che venivano create appunto in sostituzione a quelle di seta, che anche lì si sono accorti che a differenza di quelli di seta erano enormemente più resistenti, e anche in questo caso, come nel caso delle lampadine, viene richiesto di modificare appunto questa fibra sintetica per renderla appunto più debole. Però diciamo che in questi anni dobbiamo citare anche il contesto storico, no, in cui vanno ad instillarsi tutti questi eventi. Insomma, in America
parte appunto il giovedì nero, la Grande Depressione, c'è un crollo di Wall Street e questo qui si ripercuote praticamente in tutto il mondo, è una grandissima crisi sia economica che finanziaria che sconvolge tutto. E quindi per combattere anche questa crisi, diciamo che oggi noi magari diamo all'obsolescenza in generale una connotazione negativa, però c'erano alcuni, anche un eclettico immobiliarista statunitense che nel 1932 appunto il signor Bernard London scrive un libro sul concetto di obsolescenza e addirittura propone, no, che venga imposta per legge alle imprese, perché far durare di meno un prodotto qualsiasi imponeva comunque al consumatore, no, di acquistarne uno nuovo per sostituire il precedente. E quindi questo qui avrebbe risollevato comunque i consumi, insomma. Andando avanti un po', ci si accorge negli anni 60 che il modello comincia a diventare insostenibile, soprattutto anche nei 70, poi con l'affermarsi dei movimenti ambientalisti, c'è una forte presa di coscienza dei danni mostruosi, appunto anche citati poco fa dalla collega, dalla dottoressa Tomasini-Sig. Tanto è vero che un sociologo americano, Vance Packard, scrive alcuni libri in realtà, ma questo lo possiamo citare perché è abbastanza importante, I produttori di rifiuti, attorno agli anni 60, e questo qua è il primo atto di accusa contro il consumismo di massa, quindi questo è un dato importante. Quindi cosa succede? Arrivano gli anni 80, negli anni 80 molte imprese sull'onda di quello che è successo nel 70 nel 60 e nel 70, cambiano un po', c'è un'inversione di tendenza, quindi decidono di concentrare comunque i loro studi, le loro forze per tornare a produrre oggetti che comunque siano volti alla durabilità e anche comunque che siano riparabili. Questo qui procede fino agli anni 90. Negli anni 90 c'è una nuova inversione di tendenza perché c'è il decollo della rivoluzione digitale, c'è una corsa all'informatizzazione e c'è un incredibile progresso dell'industria elettronica che ha rilanciato la pianificazione della durata degli oggetti. Beh, certo, perché noi comunque abbiamo degli esempi, perché praticamente arriviamo ai giorni nostri. Possiamo citare appunto nel 2003 la Apple, dove su alcuni dispositivi appunto loro andavano ad installare delle batterie che si deterioravano rapidamente. Nel 2003 poi, sempre nel 2003 la Epson, quindi in questo caso cartucce per le stampanti, che le davano vuote praticamente con dei messaggi appunto sui display dei computer. In realtà poi si è scoperto che queste cartucce alla fine erano mezze piene, quindi anche questo va ad alimentare comunque una problematica dei rifiuti, no? Nel 2018, ecco, arriviamo ad HP, grande produttore anche di componentistica per computer, stampanti. Anche qui sui computer portatili, quando la batteria scendeva al di sotto del 50%, comparivano delle fastidiose schermate nere al riavvio. Speriamo vada bene perché il computer dove sto facendo la presentazione è proprio un portatile dell'HP, quindi se non mi vedrete più c'è un motivo. Arriviamo al 2018 con Samsung e di nuovo Apple, che sono state anche sanzionate appunto dall'antitrust. La notizia è rimbalzata per vari quotidiani comunque in tutto il mondo, poiché qui proprio nemmeno una modifica sull'hardware, diciamo sulla componentistica interna, ma proprio hanno emesso degli aggiornamenti per i loro dispositivi e dopo gli aggiornamenti i consumatori si sono accorti che le prestazioni nei loro dispositivi, che siano tablet o smartphone, erano proprio significativamente, avevano subito dei peggioramenti, costringendoli comunque a comprarne di nuovi. Vista un po' la storia appunto dal Novecento fino ad oggi, possiamo adesso fare tre distinzioni, perché noi pensiamo al concetto di obsolescenza, magari programmata, ma
Questa è solo una delle tre, appunto, che esistono, no? Allora, partiamo con quella tecnica. Insomma, quella tecnica è data praticamente dall'avanzamento tecnologico, di innovazioni comunque tecniche e scientifiche, no? Ad esempio possiamo citare le locomotive a vapore, ecco, che ormai sono obsolete. Altro esempio, i televisori a tubo catodico. Adesso abbiamo dei televisori comunque a schermo piatto che hanno comunque un'emissione luminosa con una matrice di LED, quindi questi vanno anche ad impattare meno sui consumi energetici, oltre che a pesare meno. Poi passiamo all'obsolescenza psicologica, no? Attraverso questa, che viene anche definita percepita, è basata su strategie di marketing e pubblicità. Sempre il sociologo americano Packard, che ho citato prima, aveva fatto anche successivamente un altro libro proprio sul marketing, e quindi già comunque negli anni 60 anche questo cominciava ad emergere. Quindi questo significa che attorno al consumatore viene appunto creato un desiderio continuo di comprare prodotti, anche se in realtà non è necessario. Questo appunto accade di frequente anche, e sono prodotti anche che magari vengono immessi nel mercato, che sono nuovi, non hanno differenze tangibili con quelli precedenti. Possiamo citare anche, non so, il mondo dell'abbigliamento. Ogni anno, vabbè, qui nello specifico sono citate le scarpe, ma comunque qualunque capo di abbigliamento, c'è tutto il mondo della moda che spinge comunque nuovi modelli che poi diventano superati. Ecco. Sul versante tecnologico, appunto, come abbiamo già citato, smartphone e tablet fanno veramente a gara con delle presentazioni anche mondiali di questi prodotti, dove proprio c'è la gente. Poi abbiamo già visto comunque i fenomeni di una comunque una crisi comunque finanziaria anche oggi, anche magari di povertà, e poi però contestualmente ci arrivano notizie contrastanti, perché più volte i giornali, quando viene fuori un nuovo modello, soprattutto anche, non so, pensiamo agli iPhone, c'è la gente che fa la fila davanti agli store per acquistarne uno. Quindi questi sono dei controsensi. Arriviamo poi all'obsolescenza programmata. Ecco, come abbiamo già capito appunto dalla storia, questo è il terzo e ultimo tipo, si chiama anche pianificata, e quindi questa consiste proprio nel far sì che le industrie adottino proprio dei meccanismi, vari meccanismi che vanno proprio ad interagire direttamente con la vita del prodotto. Ecco. L'esempio qui sono le stampanti, dove vengono inseriti appunto dei chip. È successo anche a me una decina di anni fa con una stampante di un'altra marca, ma c'era da sostituire una testina di stampa, e poi andando un po' a cercare i prezzi e le cose in internet ho scoperto che questa testina veniva programmata per fare un determinato numero di stampe. Magari poi funzionante, perché bastava comunque sostituire le cartucce, però alla fine siamo sempre costretti o a interpellare l'assistenza con dei costi per lo più insostenibili, oppure a comprare un modello nuovo. Ed ecco qua, riprendiamo un po' il discorso anche delle diapositive precedenti della dottoressa Tomasensig sulle conseguenze sul nostro pianeta, appunto. I famosi RAEE. Nel 2019, appunto, come già visto prima, sono stati prodotti 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, ecco, con una media di 7 kg circa per cittadino. È un dato importante, che invece in Europa la media si alza a 16,2. Questo qua, appunto, questi dati sono stati realizzati è stato realizzato un report dall'e-Waste Monitor delle Nazioni Unite per il 2020, e prevedono un ulteriore aumento ovviamente della produzione per il 2030. Da stime che fanno dovremmo arrivare alla quota di 74 milioni di tonnellate, quindi un numero spaventoso. Adesso vi mostro, questa la conosciamo tutti, la Torre Eiffel, appunto, è alta 300 metri, e uno dirà: che ci fa la Torre Eiffel qui? Beh, lei pesa 10.000 tonnellate. Per fare
farvi capire quante possono essere appunto 53 milioni appunto di tonnellate. Noi con questa tipologia di rifiuti potremmo costruire 5.300 torri Eiffel. Quindi arrivando poi ai 74 milioni potremmo addirittura quasi avere una torre Eiffel per comune in Italia. Però diciamo, se abbiamo visto un po' la storia costellata di vari elementi, adesso vediamo un po' come contrastare appunto l'obsolescenza. Veniamo a delle notizie fresche, perché dal 1° marzo appunto tutti i consumatori hanno finalmente diritto alla riparazione per una serie di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo. Questo è stato approvato dal Parlamento europeo con il regolamento 341. Questo è appunto a sostegno dell'economia circolare. In sostanza vi riassumo un po', ci sono comunque motori, spazzole, pompe, ammortizzatori, molle, cestelli di lavaggio. Ecco, questi specifici componenti devono essere resi disponibili per almeno 7 o 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità di un determinato modello. Quindi una persona va a comprare una lavatrice o un frigorifero, magari questo poi l'anno dopo va fuori produzione, però per 7-10 anni devono essere garantiti appunto questi ricambi. Altre cose che possiamo, altri aspetti positivi è che non coinvolge solo i tecnici ma anche i consumatori finali, ovvero chi decide di fare il fai da te può appunto per cose che magari sono di facile riparabilità, come porte, cerniere e sigilli, può provvedere da solo e devono anche fornire comunque gli schemi per il montaggio e lo smontaggio. Come funziona poi quando uno va a cercare di reperire un determinato tipo di componente? Beh, la consegna dell'ordine del componente stesso deve avvenire in massimo 15 giorni, quindi anche un tempo parecchio ristretto. Quindi, come avrete un po' intuito, qui ci sono degli aspetti positivi e negativi. Fra i positivi possiamo citare che appunto sta roba è stata decisa per lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e schermi, compresi i televisori. Su alcuni prodotti poi viene stabilita anche, come già citato, una progettazione ecocompatibile, anche per puntare all'ecosostenibilità completa. Poi invece per quanto riguarda gli aspetti critici, proprio anche collegato al numero di rifiuti RAEE che anche prima abbiamo sentito, rimangono ancora esclusi i computer portatili e gli smartphone, cosa che purtroppo appunto sono le categorie più preponderanti a rischio di obsolescenza e anche probabilmente quelle che creano più rifiuti. Possiamo citare ancora velocemente comunque il tema delle garanzie, dato che comunque è stato previsto questo regolamento dall'Unione Europea, che voglio citare un attimino, che non è una direttiva, quindi non è che ogni Stato comunque singolo dell'UE deve appena recepire, no, questo regolamento va fin da subito, quindi dal 1° di marzo. Per quanto riguarda invece le garanzie, beh, sono previste già da tempo dal codice del consumo, precisamente se uno vuole andarseli a spulciare degli articoli 128 al 135. Solitamente appunto cosa succede quando un consumatore incappa in un prodotto difettoso? Può richiedere a sua scelta la riparazione o la sostituzione senza spese. Il venditore può proporre un rimedio diverso, nel caso in cui la richiesta del consumatore sia magari troppo onerosa oppure non può avvenire in certe determinate tempistiche. Se invece appunto, i 2 punti precedenti citati non sono percorribili, c'è il diritto appunto del consumatore al rimborso di parte del prezzo o una risoluzione del contratto con la restituzione completa appunto del prezzo se il prodotto non è più utilizzabile. Qui abbiamo un attimino giusto un appunto sulla garanzia legale, la differenza che c'è fra la legale e la commerciale, perché magari qualcuno non lo sa. La legale, diciamo, è la garanzia sui prodotti che è prevista appunto per legge. 2 anni con lo scontrino, bisogna assolutamente conservare lo scontrino. La commerciale è un tipo di garanzia diversa e aggiuntiva, viene proposta o dal venditore o comunque dal produttore, può avere una durata variabile, comunque in genere è di 3 anni e praticamente parte appena finiscono i 2 anni di garanzia legale.
Questo potrebbe essere interessante e a pagamento dipende un po', può avere anche lì un costo variabile. Attenzione però che su alcuni tipi di prodotti, non so, anche ad esempio computer o lavatrici, alcune componenti potrebbero anche essere garantite singolarmente per un periodo superiore ai 2 anni. E questa è una cosa anche diversa dalla garanzia commerciale. Bisognerebbe che vedere un po' che cosa prevede un determinato tipo di prodotto. Dentro le istruzioni, vicino al libricino delle istruzioni, c'è anche lì un piccolo libricino sulla garanzia, e magari lì è specificato che certi componenti, non so, i computer ad esempio avevano i dischi rigidi, in alcuni casi potevano essere garantiti anche 5 anni, quindi prima di buttare un prodotto uno potrebbe verificare questo. Appunto io avrei un po', sono giunto al termine, diciamo, vi ricordo solamente che noi come Federconsumatori, anche di Consum, abbiamo un progetto Cittadini in prima linea, dove noi comunque sensibilizziamo, appunto c'è uno sportello proprio presso le nostre sedi, dove sensibilizziamo comunque gli utenti su varie tematiche, ma anche nello specifico quelle dell'economia circolare. Quindi sia un po' come l'esempio della lampadina di prima, che a 120 anni noi siamo sempre presenti e possiamo sempre sensibilizzare le persone, perché anche i nostri comportamenti alla fine fanno la differenza. Ecco. Sul nostro sito, appunto, che lo vedete il link qui, c'è anche un bel libricino piccolo pieghevole che abbiamo fatto sull'economia circolare. Io avrei finito. Grazie mille Davide. Di essere stato nei tempi. Sì, e ti ringrazio molto per questa tua presentazione, per averci ricordato che appunto abbiamo questo diritto alla riparazione e soprattutto anche alla reperabilità dei pezzi di ricambio, questa nuova normativa appena uscita. Ora do invece la parola a Maria Teresa De Clara del centro di riuso Maestra Sá di Gemona. Maria Teresa appunto ci racconterà cosa sono i centri di riuso e soprattutto cosa succede al loro interno. A te Maria Teresa la parola. Grazie, buonasera a tutti. Intanto sono stata molto interessata dagli interventi di Elisa e Davide, super interessanti. Sì, io sono una volontaria del centro di riuso Maestra Sá, che si trova a Gemona del Friuli. È un centro di riuso che esiste da 5 anni, che è nato come progetto di pulizia di Legambiente. Poi la cosa è piaciuta ed è diventato un centro, un'associazione comunque autonoma. Io sono entrata in questo mondo in realtà grazie a un progetto di Legambiente che è partito l'anno scorso, che era un progetto nazionale sulle economie circolari. E se siete interessati si chiama Progetto Ecco e si può trovare sul sito web economiecircolari.eu. È un progetto con il quale abbiamo realizzato tantissime attività e tantissime collaborazioni che avevamo anche già creato nel tempo, però ci ha dato la possibilità, diciamo, di migliorarle e di dedicarci molto di più all'economia circolare, ma anche all'economia civile, quindi all'inclusione sociale, ed è stato veramente importante per noi. E io adesso proverò a mostrarvi un video, sperando che lo riusciate a vedere tutti, che abbiamo realizzato proprio grazie a questo progetto e che racconta un pochino il nostro centro. A parlare ci sarà la direttrice del nostro centro, che è un po' la nostra colonna portante. Allora, adesso provo a condividere lo schermo. Si vede, giusto? Adesso faccio partire il video. Il centro Maestra Sá è nato nel 2015 su progetto di Legambiente. Abbiamo sempre creduto nell'economia circolare e siamo difatti il primo centro di riuso nato in Friuli Venezia Giulia. Ci siamo rivolti al recupero soprattutto di quello che è arredamento mobili e bici, per dare una seconda vita a questi oggetti
altrimenti destinati all'area ecologica. Siamo nel centro di raccolta dei rifiuti di Gemona del Friuli, un comune di medie dimensioni, circa 10.000 abitanti. Qui i cittadini del comune portano i vari rifiuti dove vengono differenziati, e questa è una cosa importante, ma l'obiettivo è fare di più. Da qui parte un progetto pilota col centro del riuso Maistrassà di Gemona, in cui i rifiuti che possono avere una seconda vita vengono messi a disposizione per essere riutilizzati. Questo in un progetto di economia circolare concreto, fattivo, fatto di cose piccole ma efficaci. Quest'anno si è avviata la collaborazione con il progetto ECO di Legambiente, sovvenzionata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per ampliare la nostra attività sull'economia circolare e sociale. Cose vecchie. Le persone ci portano i loro vecchi mobili e biciclette, ai quali diamo una nuova vita restaurandoli, riparandoli, attuando processi di riuso creativo. Ormai il centro è conosciuto, è apprezzato nel territorio, quindi i cittadini si rivolgono a noi nella ricerca di beni di riuso, anche nel conferimento di mobili, biciclette, altrimenti destinati al centro di raccolta. Negli anni abbiamo fatto vari laboratori in collaborazione con le associazioni, gli enti e le scuole del territorio per educare e sensibilizzare anche i giovanissimi all'economia circolare. Per noi è fondamentale far capire alle persone l'importanza di occuparci tutti i giorni dell'ambiente, anche attraverso le piccole cose. Dunque, grandissima soddisfazione, tanto lavoro, tantissimo lavoro, però poi c'è tantissima soddisfazione, perché si vedono proprio, si coglie lo spirito del fare le cose belle, utili e che fanno bene a tutti, a noi come persone e all'ambiente. Eccoci. Io spero che il video si sia visto. Sì? Bene. Beh, diciamo che, come avrete notato, comunque già spiega tantissimo. Io vorrei solo soffermarmi un pochino sulle collaborazioni che abbiamo, perché per noi sono molto importanti per portare avanti questo messaggio di economia circolare, di riuso e riparazione delle cose, di non spreco, no? Infatti, per esempio, un progetto che portiamo avanti da un paio d'anni è il progetto La Scuola Mette le Ruote, che è un progetto sulle biciclette, il cui scopo principale in realtà è l'educazione alla bicicletta, però è una collaborazione molto importante con noi, perché noi forniamo anche a certi ragazzi che magari non hanno le proprie biciclette delle bici in prestito dal centro. E questo per noi è molto utile anche nel formarli un pochino all'educazione al riuso e alla riparazione della bicicletta. Infatti li forniamo anche tramite i nostri volontari del Bicilab anche lezioni di ciclomeccanica e riparazione che i ragazzi trovano super interessanti e tra l'altro utili durante le uscite, ovviamente, perché succede sempre che si buca una gomma, si fa qualcosa. Un'altra collaborazione importante che stiamo avviando, cioè è già iniziato, però non abbiamo ancora iniziato bene tra le varie
chiusure, diciamo. È un progetto con AIAB, FVG, quindi Associazione di Agricoltura Biologica, che riguarda proprio l'economia circolare. Si chiama FVG Circolare, è un progetto finanziato dalla Regione che collabora con tantissime realtà del territorio, sì, della Regione, e ci porterà a fare un sacco di laboratori e iniziative sul riuso, sull'economia circolare in sé, sul non sprecare, soprattutto niente spreco alimentare, ma anche di risorse, meno rifiuti, che è un po', diciamo, nelle nostre corde, quello che ci piace fare. Quest'anno abbiamo avuto anche molte collaborazioni importanti che sono ancora all'inizio e spero che riusciremo sempre a sviluppare meglio. Abbiamo iniziato per esempio con il comune di Gemona e finalmente ci hanno fornito delle biciclette che per esempio erano state abbandonate, che erano in un deposito comunale, quelle classiche biciclette che perdono il proprio padrone e non si sa che fine fanno. Abbiamo scoperto che vengono tutte depositate, siamo riusciti a intercettarle in modo che non vengano buttate e stiamo riuscendo pian piano a recuperarle e alcune purtroppo le abbiamo dovute smantellare e recuperare magari solo qualche pezzo. E questo è un lavoro purtroppo abbastanza difficile che per fortuna riusciamo a portare avanti grazie ai nostri volontari, perché comunque noi siamo un'associazione di volontariato, abbiamo alcune persone pagate, quindi per fortuna riusciamo anche a dare un po' di lavoro a certe persone che ne hanno bisogno, però comunque esistiamo grazie ai volontari. Quindi sappiate che siamo sempre alla ricerca di volontari, tanto per fare un po' di pubblicità. E niente, come avete visto nel video, abbiamo una collaborazione con IT 2000, che anche quella è molto all'inizio, però c'hanno già adesso un piccolo spoiler che non è ancora stato detto in pubblico. Finalmente hanno intercettato un container intero di biciclette mobili che ci verrà consegnato. Noi ovviamente dovremmo fare una selezione di quello che possiamo riuscire a dare una seconda vita e quello che purtroppo bisognerà per forza buttare, però è il succo della convenzione che abbiamo creato finalmente con IT 2000, che riguarderà il intercettare le cose che vengono portate al centro di raccolta e impedire che vengano gettate e che diventino rifiuto, no? Quindi riusciremo a recuperare molti mobili biciclette che io non pensavo, però in realtà ne vengono buttati via tantissimi ancora in perfette condizioni, come tutti quelli che comunque arrivano al centro, perché bene o male se noi non li prendiamo spesso e volentieri li portano direttamente al centro di raccolta, cioè non ci provano neanche a venderlo o qualcosa, perché comunque non è molto facile. Quindi noi siamo anche un po' intermediari, diciamo. Grazie mille Maria Teresa per questa tua esperienza, per averci raccontato e condiviso con noi questa vostra esperienza, questo modo molto interessante, no, di dare una seconda vita alle cose. Ora colgo proprio palla al balzo, passo la parola a Sandro Dorico della Caritas dell'Arcidiocesi di Udine, che ci parlerà del progetto Pane Gaban, sono degli empori e centri di raccolta. Sandra, a te la parola. Grazie. Ho una piccola presentazione. Allora, la coincidenza vuole che il primo Pane Gaban, perché io rappresento ben 6 realtà presenti sulla provincia, nasce a Gemona. Deve essere proprio un ambiente, un'area di riciclo, di recupero. E nel 2014, in un'ottica di aiutare le persone con fragilità e le famiglie che insomma non potevano accedere ai beni primari, si cominciano a raccogliere soprattutto gli abiti. Nel tempo, fino al recente ottobre 2018, si sono creati 6 empori nella provincia. A Udine a ottobre 2018. In questo momento, siamo in via Marangoni 99, in questo momento il Covid, come per tutti, posso immaginare, ci ha rivoluzionato la vita. Ma l'obiettivo principale della creazione di questi spazi di accoglienza è
un momento di dignità per le persone, perché ci siamo resi conto che non solo quello che per noi magari è immondizia, per qualcuno può essere o superfluo, può essere riciclato, ma ci faceva, cioè l'obiettivo principale, diciamo la spinta principale era dare dignità alle persone. Io ho sempre questa immagine della mamma, no? Che riceve, che ha un bambino e riceve da altri i vestiti che dovrebbe mettere al suo bimbo, no? Si ha sempre il piacere di voler scegliere, che era una, come dire, prerogativa della relazione di dignità che come Caritas noi volevamo dare alle persone bisognose, che non riscontravamo nelle altre realtà di distribuzione di abiti. Infatti noi li chiamiamo empori. Da noi le persone che accedono per ridare vita agli abiti li scelgono come se fossero in un negozio. Certo, ora il Covid non permette proprio questi tempi di accoglienza lunghissimi, però questa è la mission di base. Raccogliamo i vestiti usati, quelli che spesso noi facciamo il cambio di stagione con una facilità incredibile. A me piace fare gli esempi concreti perché sono mamma e i miei bambini consumano tantissimi vestiti, ma la mia figlia femmina per esempio no, cioè non li consuma, sono ancora riutilizzabili e possono essere assolutamente un elemento dignitoso per altre famiglie. Oppure l'altro esempio che faccio sempre è quando andava mio figlio all'asilo, potevo comprargli un pantalone nuovo ogni giorno, mi tornava sempre col buco nel ginocchio, no? Allora a un prezzo modico, a un'offerta liberale, si può venire in emporio e accedere a questi beni che, vi devo dire la verità, come diceva prima la collega di Maestra Sa, non ci si crede, quello che per molti è immondizia e per noi può essere dignitoso. Ecco, vi faccio vedere un nostro orgoglio. L'Emporio di Udine è realizzato con legno friulano riciclato all'interno di un laboratorio con i richiedenti asilo grazie ai fondi dell'8 per 1000. Quindi a destra questi immobili che si possono spostare con le ruote sono la parte di arredamento dell'Emporio. A Udine abbiamo la fortuna di avere uno spazio davvero bello, dignitoso. Chiunque può donarci e portarci abiti, oggetti per la casa. Se vedete sotto c'è la tavola a Natale dell'anno scorso, come le volontarie l'hanno arredata all'interno dell'Emporio. Io ho la fortuna di rappresentare tantissimi volontari, ma a Udine in particolare ce ne sono 20. Tant'è che l'Emporio si può permettere di essere aperto gratuitamente 4 volte alla settimana. E Pane Gabban vuole essere la ripresa, no, di quel modo di dire friulano, le bon dut tutto l'an, che per noi è fondamentale. Un vestito e il cibo sono le cose principali, no? E come Caritas per noi era importante creare questo momento. In questi anni però ci siamo resi conto che abbiamo creato anche un'opportunità per offrire alla cittadinanza udinese un'occasione per riciclare, per rimettere in circolo oggetti, no? Spesso mi arrivano le signore e mi dicono ah ma il servizio no, non ho più un servizio da 6, ho un servizio da 5 e c'è chi lo butta ed è veramente, insomma, non solo economicamente e ambientalmente terribile, ma è davvero poco etico a nostro pensiero, per cui per noi è un piacere poter selezionare innanzitutto, quindi riparare le cose rotte come i vestiti, come gli elettrodomestici. Abbiamo 2 simpatici signori che ci fanno da volontari che hanno un angolino elettronico, riparano tutto e poi mettono un bellissimo bollino rosa e gli elettrodomestici col bollino rosa possono tornare ad avere vita. E, se potete cambiare slide, grazie. Noi accogliamo, ecco, questa sono proprio delle foto per farvi vedere come ce la caviamo. Accogliamo anche dei libri, è un elemento un po' difficile da riciclare il libro, purtroppo si è un po' perso questo uso della rilettura. Abbiamo molti affezionati che vengono a selezionare i libri, però per esempio una cosa che mi spiace tantissimo, manca un po' la cultura anche sui bambini di far leggere libri magari con fiabe un po' antiche, tantissimi giocattoli, perché quelli ce li abbiamo tutti in casa. Quando i bambini crescono cambiano le passioni. Dopo Natale a gennaio riceviamo tantissime donazioni perché ci sono i giocattoli vecchi che vanno eliminati
e noi possiamo felicemente, grazie a tutti quelli che ci portano dei doni, fare felici altri bambini, no? Abbiamo questo bellissimo divano che a noi piace tantissimo, dove vengono le mamme ad allattare, dove si creano relazioni e dove le persone, prima del Covid, ma stiamo riprendendo lentamente con le dinamiche di prima, le mamme si raccontano e trovano altre mamme, per esempio, no? Per fare insieme una buona spesa per il bambino, una buona spesa per il nascituro. Non so se vedete nella foto sopra, in fondo c'è un bellissimo abito da sposa che abbiamo regalato a una mamma che non poteva permettersene uno, ma che aveva delle mani d'oro e quindi se l'è sistemato. Una settimana dopo ci è arrivata la foto di lei vestita con l'abito da sposa fatto suo. Per noi sono cose meravigliose e devo dire che gli udinesi ci danno un riscontro di grazie per creare questa opportunità. Adesso per portare all'Emporio bisogna prendere l'appuntamento. Nella prossima slide troviamo i riferimenti, perché ci piace creare un momento dignitoso anche a chi ci dona. Purtroppo bisogna prendere un appuntamento telefonando in portineria alla Caritas dalle 9 alle 11. L'altra cosa che crea delle complicanze è il fatto che ovviamente per mancanza di spazio da marzo a luglio ritiriamo l'estivo e da settembre a gennaio ritiriamo l'invernale, che è l'esatto contrario del cambio di armadi che fate a casa. Però come potete immaginare lo spazio è un elemento di criticità, per cui insomma dobbiamo un po' rispettare queste indicazioni. Questo è quello che fa l'Emporio, crea anche molte relazioni, devo dirvi, perché poi le persone si conoscono e si può anche cogliere, magari a quella mamma serve il microonde per scaldare il latte perché ha altre necessità, allora con il tempo si trova il microonde, lo si ripara e lo si consegna alla mamma, gratuitamente o a offerta libera, la gran parte delle volte gratuitamente, e le offerte sono sempre rigirate alla mensa dei poveri di Via Ronchi. Noi ne siamo molto orgogliosi, molto. A settembre facciamo le raccolte straordinarie per i materiali di cartoleria, per esempio, perché hanno un costo rilevante per alcune famiglie, anzi per tutte le famiglie, ma non sostenibile per alcune famiglie. E anche in questo, per esempio, diverse aziende di Udine sono state molto sensibili nel farci donazioni, davvero molto sensibili. E, questo è quello che fa l'Emporio, diciamo. Grazie mille Sandra, grazie per la vostra esperienza, per averla condivisa con noi. E ora, grazie per l'occasione. E ora passiamo all'intervento conclusivo. Cedo infatti la parola a Paolo Attanasio di Abicitudine che ci racconterà cos'è la ciclofficina sociale. Prego Paolo. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Io prima di passare alla questione della ciclofficina, delle nostre attività sociali, faccio una brevissima introduzione su chi siamo noi, chiudo la porta. Noi siamo una piccola associazione locale che fa parte di una grande federazione nazionale. Con questo ho già, diciamo, detto un paio di cose che vi danno un attimino la misura della nostra esistenza, perché la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, esiste ormai da 32 anni, dal 1989, per promuovere la riscoperta della bicicletta e della mobilità ciclabile in un paese che l'aveva messa in soffitta forse un po' troppo velocemente e che ancora non l'ha riscoperta del tutto, se non diciamo a parole. La FIAB ha circa 190 associazioni in tutta Italia, noi siamo una di queste, ha circa 20.000 soci, e in Friuli Venezia Giulia, che è una regione estremamente attiva da questo punto di vista, abbiamo 9 fra associazioni e sezioni. Noi stessi, a Bicitudine di Udine, abbiamo una nostra sezione a Gemona. Che cos'è la FIAB? Che cosa fa la FIAB? Allora, per noi, diciamolo subito, diciamo, per sgombrare il campo da malintesi, ci sono altre associazioni che si occupano molto bene della parte agonistica della bicicletta, della parte sportiva. Per noi la bicicletta non è un attrezzo ginnico, per noi è un veicolo a tutti gli effetti che purtroppo in Italia aspetta ancora il riconoscimento e la tutela che merita. Un veicolo
che potrebbe restituire alle nostre città almeno una buona parte, crediamo, di quella qualità della vita di cui tanto avrebbero bisogno le città e ovviamente le persone che ci abitano. Però la bicicletta non è soltanto questo, è un veicolo sicuramente, ma non come lo intendiamo semplicemente e normalmente come abbiamo appena detto. Per noi è anche un veicolo di cambiamento sociale. In Friuli Venezia Giulia, apro una parentesi, in base a un sondaggio che non abbiamo commissionato noi in realtà, ma che ha effettuato SVG nel 2018, è uscita fuori una fortissima domanda di ciclabilità. Voi sapete, noi in regione abbiamo circa 1.220.000 abitanti, 1.000 più, 1.000 meno, e oltre 200.000, quindi un sesto, hanno dichiarato in questo sondaggio che userebbero di più la bicicletta se soltanto fossero sicuri di tornare a casa interi la sera. E questo apre chiaramente l'importante questione della sicurezza sulle strade, della condivisione sulle strade, nel quale ovviamente oggi non mi addentrerò. Vi dirò soltanto che fra le battaglie che la FIAB ha vinto a livello nazionale negli ultimi anni c'è quella del riconoscimento dell'infortunio in itinere da parte dell'INAIL, cioè prima il lavoratore era come dire, era libero di farsi male nella maniera in cui preferiva, tornando a casa dal lavoro, andando al lavoro, andando in autobus, in automobile, in motocicletta, esclusa la bicicletta. Da 3 anni, mi sembra, l'INAIL ha finalmente riconosciuto l'infortunio in itinere e quindi il diritto del lavoratore italiano ad andare e tornare dal lavoro in bicicletta ed essere tutelato come quello che ci va, diciamo, in automobile. Abbiamo un'importante nuova legge nazionale sulla mobilità ciclabile e, piccolo orgoglio regionale, abbiamo dal 2018, uno degli ultimi atti della vecchia giunta regionale, una nuova legge regionale, anzi non una nuova, la prima legge regionale sulla mobilità ciclabile che diciamo senza falsa modestia dico che risponde anche a una forte attività di lobbying che noi come coordinamento regionale abbiamo esercitato negli anni passati. Ma quello che dicevo prima è che la bicicletta è anche un veicolo di cambiamento sociale, secondo noi. E qui vengo all'attività che la nostra associazione ha sviluppato negli ultimi 3-4 anni e che effettivamente entro effettivamente nel vivo di quello di cui si parla oggi. Diciamo che come premessa da diversi anni il Comune di Udine ci ha dato accanto alla nostra sede in città una piccola ciclofficina, un piccolo spazio che noi adibbiamo a ciclofficina sociale, dove sociale vuol dire per l'associazione in realtà, e quindi è aperta a tutti i nostri soci per fare quella che noi chiamiamo automanutenzione assistita, cioè non siamo ovviamente meccanici low cost, di meccanici ce n'è tantissimi a Udine e tutti molto bravi. Noi invitiamo, cerchiamo di incitare i nostri soci, che sono circa 200 qui a Udine, a provvedere da soli, con il nostro supporto per certe operazioni magari un po' più complesse, a provvedere da soli alla manutenzione della propria bicicletta. Però questo in un certo senso non ci bastava, la ciclofficina ci sembrava un pochino sprecata e allora abbiamo iniziato alcuni progetti con diverse realtà di cui adesso vi dirò, per cercare di coniugare la questione, come dire, economico-meccanica del dare una seconda, una terza, un'ennesima vita alla bicicletta, che detto fra parentesi non soffre tantissimo dell'obsolescenza programmata, forse un pochino dell'obsolescenza psicologica, o come un pochino come tutte le cose, perché esce sempre il modello nuovo e più performante, come si dice oggi, più attraente, più sexy, più accattivante, e quindi ovviamente il consumatore è portato ad acquistarlo. Però di per sé stessa la bicicletta, a noi piace dire, in qualche modo va sempre. Adesso diciamo, prima di passare a un breve video in cui vi vorrei far vedere il nostro primo progetto con Oikos del 2018, semplicemente abbiamo elaborato una formula molto semplice: trasformare, non so se molti sanno cosa è nel nostro gergo una BIC, non è questa, ma è una bici in cantina.
Sembra che ce ne siano circa, secondo stime non difficilmente verificabili, la bellezza di 40 milioni nelle cantine italiane. Ovviamente noi non abbiamo come dire, l'ambizione di intercettarle tutte, ma abbiamo elaborato una formula molto semplice, semplicemente trasformare quello che era un rottame abbandonato in cantina in una bicicletta a tutti gli effetti, e questo con il minimo di ricambi nuovi possibile e con il massimo di utilizzo di manodopera, possibilmente quella del proprietario o del futuro proprietario della bicicletta da ricondizionare. Vi faccio vedere un attimo, se riesco, questo video di un paio di minuti che è stato fatto alcuni anni fa. Un attimo, pensavo di averlo qui, ma evidentemente non c'è. Allora, un attimino soltanto. Allora, eccolo qui. Allora, torniamo e facciamo la condivisione. A questo punto voi dovreste cominciare a vedere questo video. Lo vediamo. Lo vedete e può andare. Siamo partiti da una parte con le varie parti della bicicletta, cioè studiandole a fondo tutte quante, per dire le ruote, il cambio, i raggi, i mozzi, eccetera. Cosa, ma sì, Yassir un po' di meno, ma adesso questo va forte. Invece Giovanni neanche parlarne, insomma. E soprattutto qua mi piaceva anche il progetto della multiculturalità dei partecipanti, questa cosa per integrazione, una cosa che mi piaceva anche questo aspetto qua del corso. Comunque si è trovati subito benissimo, sì. Ragazzi molto simpatici e molto alla mano. E parlate solo in italiano o anche in altre lingue? Qua parliamo prevalentemente in italiano, con ragazzi anche del corso di cucina, quando ci troviamo in cooperative, alcuni di loro parlano un po' anche l'inglese, e quando non si capisce si cerca anche di integrare con l'inglese. È stata una bella occasione anche per vedere, ragionare in logica di impresa, anche con cooperative. Vedremo. Sì. Argomento che si può toccare con le mani. Uno dei momenti forse più belli e umani è stato quando un ragazzo pakistano che partecipa al progetto, calcando un po' l'esperienza che ha fatto durante questo laboratorio, in particolare col capomeccanico della ciclofficina, dal non parlare quasi italiano con nessuno, mi ha risposto boh, tipica espressione friulana copiata, imparata e riportata nella vita quotidiana, quindi dando anche prova che si impara l'italiano anche parlando di biciclette. Ecco, questo poi è il prosieguo. Questo è il prosieguo del progetto che, come forse avrete intuito, aveva un settore ciclofficina che era curato da noi e un settore invece cucina internazionale che era a cura invece della scuola professionale di Cividale. Fin qui dicevamo appunto il lato economico meccanico della questione, cioè il riciclare, il dare nuova vita a un qualche cosa che per fortuna non è un computer e quindi diciamo si presta per sua natura a essere riciclato mille e mille volte, però anche come vedete diciamo questo lavoro non lo facciamo noi, lo facciamo fare agli altri, noi cerchiamo semplicemente di dargli
loro una mano, qualche dritta, qualche direttiva. E quindi abbiamo avuto questo bel progetto 3 anni fa con l'ONG Oikos, che forse chi la conosce sa che si occupa di cooperazione internazionale e di accoglienza, in cui abbiamo formato con diciamo, un laboratorio di ciclomeccanica abbastanza lungo di 70 ore, 6 giovani richiedenti asilo, più c'erano anche un paio di italiani come avete visto, per anche in vista, perché no, di un futuro lavoro. E questa cosa devo dire che almeno in un caso effettivamente si è concretizzata, cioè c'è una persona di queste, l'avete visto anche, che è riuscito poi a trovare un lavoro temporaneo, ovviamente presso un riparatore di biciclette di qui di Udine. Poi noi adesso, diciamo, ci abbiamo preso gusto un pochino con questa cosa del coniugare la riparazione della bicicletta con la ricostruzione anche un pochino, diciamo, della fiducia in se stessi, se vogliamo. E qui abbiamo iniziato un bel rapporto di collaborazione proprio con la Caritas dell'Arcidiocesi di Udine l'anno scorso, e abbiamo già realizzato un paio di questi seminari, chiamiamoli sì, di laboratori abbastanza lunghi, di 70 ore, dove abbiamo avuto, diciamo gli studenti, se vogliamo chiamarli così, i corsisti, i partecipanti, effettivamente sono persone che sono ospitate e sono seguite, diciamo così, Sandra correggimi se sbaglio, dai servizi della Caritas. Qui l'obiettivo principale, diciamo così, mi allargo, scusate, in un settore forse non proprio mio, però è un po' la ricostruzione della fiducia in se stessi di queste persone attraverso la ricostruzione di una bicicletta. E qui l'elemento meccanico e l'elemento sociale tendono a fondersi. È una bella sfida, non sempre riesce, però quando riesce dà tantissima soddisfazione non soltanto a noi, ma anche effettivamente a quelli che sono i partecipanti. Da ultimo stiamo partecipando a un progetto che fra l'altro è stato già citato, FVG Circolare, nel quale noi appunto con capofila l'Associazione Italiana di Agricoltura Biologica, l'AIAB, realizzeremo in luglio e in settembre questi sono più brevi, 2 laboratori di ciclomeccanica, dove in effetti i destinatari qui non sono necessariamente richiedenti asilo o persone che soffrono di qualche tipo di svantaggio sociale, ma sono persone assolutamente di ogni età, condizione e provenienza, ovviamente accomunate dall'interesse per la bicicletta e dalla voglia anche di acquisire, perché spesso sono anche persone che fanno un uso regolare della bicicletta, ma poi confessano di non essere in grado di far fronte anche a quello che potrebbe essere un piccolo inconveniente, come per esempio la tipica foratura in una domenica pomeriggio in campagna. E quindi faremo questi seminari. Il primo comincia adesso in luglio, il secondo sarà in settembre, e li faremo anche in parte con un'altra ONG friulana, cioè con Vicini di Casa, che all'interno di CODES, del consorzio di ONG friulane, gestisce quello che è stato chiamato il social housing qui in Friuli Venezia Giulia, cioè dei condomini dove ci sono delle persone, inquilini o proprietari, che beneficiano appunto di affitti calmierati e anche di prezzi di acquisto calmierati, in quanto non sono inquilini ater, diciamo così, ma non sono neanche abbastanza abbienti da poter rientrare nel mercato libero. Quindi forse persone che in parte un certo svantaggio economico potrebbero averlo, ma sicuramente sono persone motivate da questo, anche dall'idea di una mobilità, di un trasporto diversi qui in città, e anche l'idea di poter fare le cose finalmente anche con le proprie mani, senza dover delegare sempre allo specialista di turno anche qualcosa che può essere anche molto semplice e fatto con grande soddisfazione da noi stessi. Ecco, questo più o meno era un pochino quello che avevo, come dire, ritagliato in questo, per conformarmi un pochino a quello che è l'obiettivo di questo pomeriggio. Noi facciamo tantissime cose, adesso non ve le dico, basta che veniate a trovarci martedì nella nostra
nella nostra sede di via Brigata Re 29 il martedì pomeriggio, oppure il sabato pomeriggio nella nostra ciclofficina, che è sempre in via Brigata Re 29, e ve le faremo vedere e ve ne parleremo. Facciamo fra l'altro anche un sacco di belle gite, perché alla fine in bicicletta si fa anche quello, si riscopre il territorio in maniera lenta e come dire anche partecipata, in compagnia, alla scoperta di tante piccole grandi cose che spesso dal finestrino di una macchina scorrono troppo veloci. Grazie. Grazie mille, grazie Paola Tanasio Bicitudine per questa presentazione. Ora siamo in conclusione, lascio la parola a Bruno Grizzaffi, responsabile dell'Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine, per appunto trarre le conclusioni di questa giornata. Intanto ringrazio tutti i relatori. Grazie Nadia. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale, in particolare quella dell'assessore Giulia Manzan, che è il mio assessore, oltre ad essere pianificazione territoriale e anche progetti europei, ma il bello è che c'è anche partecipazione. Quindi un ringraziamento di cuore. Io chiederei se qualcuno vuole intervenire. So che avevamo ricevuto una richiesta, anche se adesso mi è arrivata una mail dicendo che la signora Claudia è impossibilitata a partecipare, quindi andrà a vedere il video. Quindi un vero e sentito grazie, anche mio ovviamente. Un grazie perché questo incontro di fatto, parlo anche per me credo, ma penso che per tutti quelli che non sono intervenuti, offre una nuova prospettiva sull'economia circolare. Quindi una nuova prospettiva che può permettere una lettura diversa di quello che magari nei precedenti incontri avevamo affrontato. Tutti siamo certi come è possibile declinare anche la sostenibilità in maniera diversa. E quindi grazie vanno a Elisa Tomasini, grazie a Davide Cernic, e grazie a loro abbiamo potuto acquisire maggiore consapevolezza su quel modello virtuoso, partendo non a caso dalla nostra impronta e del nostro peso su questo bellissimo mondo dei consumi globali, per poter rigenerare i prodotti con un diritto anche a poter rigenerare i prodotti alla scala del cittadino. E non è caso che questo ciclo di conferenze è dedicato assolutamente al consumatore. Però il consumatore, mi spiace, oggi acquista ancora un peso più gravoso. Essere consumatori vuol dire che consumiamo di più. Cerchiamo allora con questo brutto punto di partenza, cerchiamo di redimerci. E forse già oggi partecipando l'abbiamo fatto. Perché? Per ridurre continuamente l'impatto ambientale. Come? Il titolo del ciclo di conferenze dell'incontro di oggi è bellissimo. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma a partire di oggi abbiamo visto anche che la sostenibilità si costruisce anche su un terreno nuovo, sul terreno della partecipazione, sul terreno della condivisione e della fraternità di fatto. Quindi perché? Perché siamo consumatori, consapevoli di essere consumatori, ma siamo responsabili e già lì è un bene. Quindi grazie alle testimonianze di Sandro Dorico, grazie a Maria Teresa De Clara e la sua passione anche, no? di essere ambasciatrice di questa esperienza di centro di riciclo. Grazie alla testimonianza, al testimone che ci lascia anche Paolo Attanasio dicendo venite perché non dico oltre, quindi ci lascia la curiosità, quindi anche un impegno.
per contrastare quella cultura dello scarto e promuovere nuovi modelli di sviluppo che oggi abbiamo evidenziato, circolari sì, ma intorno a questo circolo al centro c'è l'uomo, al centro ci sono le persone e questa è una nuova prospettiva. Quindi grazie a queste testimonianze del pomeriggio, di questo pomeriggio, ci stiamo incamminando, stiamo continuando il cammino verso quel cambio di paradigma. Perché se è vero che abbiamo dei diritti come consumatori, abbiamo anche dei doveri. I doveri, qual è? Sono il compito di costruire meglio il nostro futuro attraverso il cambiamento dei consumi e degli stili di vita. Forse siamo sulla buona strada, anche perché siamo a metà del convegno, quasi al cosiddetto giro di boa. Quindi ringrazio tutti di nuovo, scusate la banalità, ringraziamenti non riciclati, sono nuovi e di cuore, e concludo con l'arrivederci, nella speranza di rivederci giovedì prossimo, su un'altra prospettiva, sui temi della mobilità sostenibile, con l'incontro sempre con le stesse modalità, con la nostra partecipazione. Grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti, grazie all'architetto Bruno Guizzappi per queste conclusioni. Ci vediamo giovedì prossimo in viaggio verso la sostenibilità. Buona serata. Buonasera a tutti, grazie di nuovo, complimenti. Grazie. Buonasera. Buona serata, grazie.